Il dialogo è fondamentale, l'interlocuzione che c'è oggi in corso con il governo è un'interlocuzione positiva, non è una bocciatura senza se e senza ma del nostro piano casa assolutamente, e diffido chiunque a dire che non sia così. Dico che è costruttiva, dopodiché si chiariranno i punti che non sono molto compresi da qualcuno e andiamo avanti, nel senso che noi siamo qui per fare in modo che i cittadini abbiano delle risposte. Piano casa non è la deturpazione del territorio, ma è la volontà di dar modo ai cittadini, rispettando i vincoli, di poter ampliare l'abitazione se hanno un genitore da ospitare, una badante, i figli che si sposano, cose normali. Dovrà ritornare in Consiglio regionale secondo lei il piano casa per la revisione? Ma guardi, poi c'è tutta la procedura in base all'interlocuzione che si farà col governo. Oggi non metterei il carro davanti ai buoi, staremo a vedere quale sarà il grado di questa interlocuzione e fino a che punto la norma dovrà essere modificata. Però ricordo che la base fondamentale del piano casa non è messa in discussione. Proprio sul piano casa sono sorte tensioni nella maggioranza di centrodestra, avranno conseguenze? Che dice succederà? Ma guardi, il Consiglio è innanzitutto il luogo deputato per chiedere ed avere risposte a un diritto legittimo, sacrosanto, sancito dalla democrazia a favore dei consiglieri. Poi dico anche che da qui al 2015 noi dobbiamo lavorare a testa bassa, sfornare provvedimenti perché ce ne sono tanti lì che attendono di essere votati e dimostrare ai veneti che siamo tonici e pronti ad affrontare questa ulteriore sfida. Però l'incapacità che avete avuto di dialogare con i comuni che poi si sono ribellati al piano casa non è una bella dimostrazione? Beh, guardi, innanzitutto i comuni che sono ribellati sono alcuni comuni, ci sono altri sindaci che la pensano in maniera diametralmente opposta. Io rispetto le idee di tutti, adesso c'è un'interlocuzione del governo e poi si vedrà.